Lukaku, Napoli e Chelsea allentano le richieste. Conte può festeggiare. Ciao tifosi del Napoli. Se ami il nostro club con tutto il cuore lasciate un like al video e iscrivetevi al nostro canale. Forza Napoli sempre. Il Napoli di Antonio Conte ha esordito ufficialmente sabato scorso in Coppa Italia contro il Modena, squadra di Serie B. Gli azzurri riescono a sconfiggere la squadra di Pierpaolo Bisoli, ma solo ai rigori. Archiviata la partita contro le Canarie, il girone partenopeo dovrebbe iniziare il primo turno della Serie A 2024/25. Domenica prossima, alle 18 precise, il Napoli scenderà in campo allo stadio Bentegodi per affrontare il Verona di Paolo Zanetti. Ma, nonostante l'importanza della sfida contro i veneti, i tifosi azzurri attendono novità di mercato. Proprio su quest'ultimo fronte, infatti, nella notte sono arrivati aggiornamenti sull'unico profilo designato da Antonio Conte per sostituire il compianto Victor Osimhen, ovvero Romelu Lukaku. Come riportato dalla redazione di Sky Sport Italia, infatti, il Chelsea ha dato oggi il primo segnale di flessibilità rispetto all'offerta presentata dal Napoli per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Romelu Lukaku. I dirigenti dei Blues, infatti, sarebbero disposti a cedere l'attaccante belga per un valore inferiore alla clausola rescissoria del suo contratto, 43 milioni di euro. Il Chelsea, quindi, potrebbe cedere l'ex giocatore di Inter e Roma per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ovvero 25 più altri 5 di bonus. Nei prossimi giorni, infatti, Napoli e Chelsea si parleranno per provare a raggiungere finalmente un accordo definitivo. Però, ovviamente, questi due club avranno contatti che influenzeranno anche il futuro di Victor Osimhen. Anche in questo caso, come ha scoperto Sky Sport Italia, infatti, il nigeriano potrebbe diventare il nuovo attaccante del Chelsea, ma in una trattativa estranea a quella che avrebbe dovuto portare Romelu Lukaku al Napoli. Va precisato, però, che la cessione di Victor Osimhen ai Blues non avverrà in prestito, ma solo a titolo definitivo. L'attaccante 3 volte campione, infatti, lascerà il club partenopeo solo dopo aver ricevuto un compenso economico molto importante. Il Napoli molto probabilmente non riceverà la clausola da 130 milioni di euro, ma potrà comunque incassare tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Con questa super collezione Aurelio De Laurentiis potrà portare sia Romelu Lukaku che un altro calciatore per regalare ad Antonio Conte. Secondo te, Lukaku è un buon sostitutivo per Osimhen? Voglio conoscere la tua opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti sempre al canale Forza Napoli.